47enne patanese. Vediamo cosa ci propongono questa seconda discesa. Vediamo che sale Alessio Barranoi con una verticale anche per la formazione Nielo Maggiore. Il giovane del gruppo Alessio Barranca. Addominali per questo esercizio. Possono un costume tutto nero, in genere hanno il corpetto rosso, vediamo anche per loro qualche difficoltà di partenza. Ecco, sono partiti, ancora c'è un paio che fa le pizze, vediamo se riescono a rivolgingersi. Anche per un po' di non è un problema. Il cavallo, vediamo, li rivedremo alla prossima giornata. E adesso attendiamo invece. Vediamo questo ponte, dovrebbe essere Elisa in genere. Ecco un ponte, Elisa, Bruno dall'Amazzone che abbiamo visto sfilare in abiti mulibri, adesso la vediamo invece con questo piglio. I cavalieri torganesi, un 3 su 3, ma vediamo se ha qualche sviluppo ulteriore, vediamo che tenta di issarsi qualche difficoltà, ma intendeva issarsi sulle spalle degli altri due, anche loro, vedremo se ritenteranno questo numero della prestazione. Marino Muscas, Pierpaolo Muscas e Luciano Piercarlo, e anche loro il numero della Fune, ormai è diventato un classico anche questo. Sono partiti Noregume, abbiamo distratto i tamburini, un ponte anche per Noregume. Ponte, corretto ben fatto, Noregume, centro piccolissimo, a fianco di Dualchi adesso ancora San Vito con un'altra figura particolare, dovrebbero avere le Launetas, ecco, celebrano lo strumento che ha reso famoso San Vito in tutto il mondo, terra di suonatori, Sarrafus. Sono partiti anche un numero che rientra al loro repertorio su fuste con ausilio di un bastone, si issa il cavaliere centrale e improvvisa un mini spogliarello, ma per i profani esiste anche qualche numero in cui il cavaliere si spoglia quasi del tutto, sottolineo il quasi. Doppio ponte, di sorpresa, un doppio ponte, giallo su rosso, il completo femminile che risalta sui tre cavalieri, Claudia e Elisa, esultano sul palco. Guarda tutto, tranquillo.
Appunto.